Oggi siamo a Udine, nella sede del CAFC, per parlare dell'importanza del lavoro di squadra per la crescita proprio delle imprese e lo sviluppo anche di nuovi progetti. È così che negli ultimi mesi Confservizi Veneto è diventata Confservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'unione di due regioni. Se ne è parlato nell'assemblea di oggi, una giornata costruttiva per aprirsi a nuove frontiere e scoprire nuovi contenuti. E come c'è anche il vicepresidente di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, Salvatore Benigno, un primo appuntamento per questa associazione tra due regioni vicine che puntano ancora di più sulla comunicazione locale. Ma questa è una giornata da ricco significato politico-istituzionale, perché come hai correttamente citato, Confservizi ha cambiato brand, adesso si chiama Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi c'è stato un allargamento negli ultimi 2 anni anche alle pubbliche utilities del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno su nuove società entranti abbiamo 4 società della Friuli Venezia Giulia, a testimonianza di una crescita di importanza. Perché Confservizi? Confservizi è una stanza di compensazione dove tutto il mondo dei pubblici servizi vengono rappresentati sui tavoli anche nazionali. Parliamo di un gruppo di circa 35 società con un valore economico generato di più di 6 miliardi di euro, quindi una ricca fetta di quello che è il PIL nazionale, con le istanze che dal territorio vengono portate a livello centrale, per esempio Utility Italia o le varie authority, come ad esempio il mondo di ARERA. È un'associazione dove non c'è solo il settore idrico, c'è anche il settore pubblici trasporti, il settore dei rifiuti, viene fatta molta formazione, vengono fatte importanti giornate di comunicazione. Ecco, un purpurè di varie attività che però hanno un loro grande significato. Parliamo anche dell'importanza di fare sinergia. Sono insieme all'assessora del Comune di Udine ad Ambiente ed Energia, Eleonora Meloni, puntare su qualità dei servizi e anche sulla conoscenza del nostro territorio. Sì, appunto, si tratta di quello che le aziende che operano nell'ambito dei servizi pubblici locali fanno e fanno con grande determinazione. Sono davvero orgogliosa di poter dire che le nostre utilities del territorio, del Friuli Venezia Giulia, si stanno muovendo da tempo in questa direzione. Le 3 E sono fondamentali: efficacia, efficienza ed economicità delle azioni, ma ci vuole anche visione, conoscenza del territorio e avere un dialogo attivo e proattivo con gli stakeholders locali. Parliamo anche della visione di futuro di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, con me c'è il direttore Franco Berti, anche moderatore di questo importante incontro di oggi. Io credo, ed è emerso anche oggi, che il valore dell'associazionismo è un valore che travalica l'interesse del singolo, ma che dia un valore complessivo alla partecipazione delle varie associate. Io credo che questo sia il motivo che poi ci darà spinta per proseguire in queste attività. Molti spunti sono nati, anche spunti in termini di cose fare nuove, quindi ragionare sul tema dell'intelligenza artificiale, ragionare sul il reclutamento dei giovani che diventino poi colleghi e quindi che diano ulteriore sviluppo a queste nostre realtà, che sono realtà che danno la qualità. Uno dei compiti che deve avere anche Confservizi è quello di dare maggiore spazio alle varie associate, renderle attraenti e dare una mano alle aziende ad essere attraenti nei confronti dei giovani. C'è chi anche questo rapporto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia lo conosce bene, parlo di Acega Sapiesse Amga del gruppo ERA, come c'è l'amministratore unico Roberto Gasparetto. Sì, noi abbiamo la fortuna di operare nei 2 territori. Siamo presenti nel territorio del Veneto, principalmente nella provincia di Padova, ma non solo, e poi in Friuli Venezia Giulia a Udine, Gorizia e Trieste. Quindi abbiamo la possibilità di comprendere i processi che governano i 2 territori. Metterci insieme sta permettendo di generare valore nuovo che altrimenti le nostre imprese da sole non sarebbero riuscite a erogare. L'obiettivo nostro è quello di fare dei servizi sempre di maggiore qualità, ma anche quelli di essere pronti alle evenienze future, quindi noi dobbiamo preparare le città prima che sia necessario avere quelle infrastrutture. Noi dobbiamo prepararle prima della necessità. E se di trasporti si è parlato insieme a Mobilità di Marca SPA, della A di Acqua, andiamo a parlarne insieme al direttore dell'Acquedotto del Carso Daniel Sustersic, insieme all'amministratore unico di Sontina Ambiente Giulio Tavella, insieme al direttore generale di Risacqua Paolo Lanari. Tutte nuove entrate nella famiglia Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia. Una società del servizio idrico integrato, la più piccola in regione, e quindi avere competenze che ci possono offrire nuove professionalità è sicuramente un punto di vantaggio.
ed è stata subito un'intesa immediata. Abbiamo visto che la collaborazione e le discussioni che possono partire e coinvolgere le nostre aziende, si parla di 5 milioni di abitanti complessivi serviti, oltre 25.000 dipendenti di tutte le aziende che fanno parte di Conservizi, anche trasversali tra appunto i vari servizi, per cui non solo il nostro dell'ambiente, ci consentono di avere una visione di insieme, di vedere le best practice che le aziende hanno mano a mano affinato in questi anni. Ci consente di mettere a rete le nostre esperienze, quelle delle persone che sono un po' il cuore di queste aziende, per cui sì, infrastrutture tecnologiche, sì, territori, ma sono le persone quelle che sono il vero fulcro. Ho appreso con interesse sia la parte relativa alla sicurezza, che per noi è fondamentale, all'alta formazione, altrettanto importante, e questa associazione ci consente anche un approccio verso le istituzioni che alle volte non è così semplice per noi, ma considerato tutti i partecipanti la cosa può diventare veramente interessante. C'è chi anche in questi progetti ci ha creduto fino dall'inizio. Sono con Vignaduzzo Andrea di LTA, l'unico acquedotto anche tra il Veneto e il Friuli. Per noi il progetto è un progetto importante. Oggi è una giornata particolarmente importante perché sono entrati nuovi associati dentro questa associazione. Quindi per noi è di fatto un trade union che funziona bene e traduce molto bene quelle che sono le nostre esigenze, quelle che sono, diciamo, anche le nostre prospettive future. Oggi per esempio abbiamo proprio deliberato di avere una piattaforma unica per gestire le varie trattative sindacali, le varie attività sindacali tra Veneto e Friuli. Questa è una cosa estremamente importante, è un progetto che sicuramente è un progetto che andrà avanti a lungo termine e che farà crescere le relazioni tra le società. E parte proprio dalla sede di CAFC a Udine questa prima esperienza di progetto e di unità delle due regioni della nostra Italia, e io sono insieme al direttore Massimo Battiston, anche per parlare del ruolo della formazione in questo senso. La formazione è un elemento fondamentale per le nostre aziende, soprattutto nel mondo della sicurezza sul lavoro e delle alte professionalità. Non dobbiamo dimenticare che la sicurezza sul lavoro è un valore imprescindibile per le nostre aziende, e fare sicurezza e formazione sulla sicurezza utilizzando le nuove tecnologie, in particolare la realtà aumentata e la realtà virtuale, ci consente di fare addestramento e non più solo formazione ex cattedra che non lascia nulla ai nostri discenti. Competenze e professionalità per dare uno sguardo sul futuro. Nelle nostre aziende ci sono tantissime nuove professionalità. Faccio degli esempi: il mobility manager, l'energy manager e l'esperto di regolazione. Sono professionalità che 10 anni fa non esistevano, le abbiamo create, le stiamo formando e all'interno dell'associazione le stiamo mettendo in rete affinché la professionalità di queste persone accresca ulteriormente per dare valore aggiunto alle nostre aziende. E c'è anche la A di ambiente nella famiglia di Conservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, come c'è il vicepresidente di NET SPA Gian Davide D'Andreis. In altre realtà d'Italia sappiamo che i rifiuti sono un cruccio per le amministrazioni. Fortunatamente NET e comunque anche l'altra società che gestisce in provincia di Udine la raccolta dei rifiuti sono società serie, siamo in grado di gestire al meglio questo tipo di servizio. Ecco, essere all'interno di Confesservizi vuol dire essere all'interno di un gruppo.